Campane a festa questa mattina alla Basilica della Salute. Il patriarca Monsignor Francesco Moraglia ha ordinato sacerdoti Don Daniele Cagnati, originario della parrocchia di San Giovanni Battista a Jesolo, e Don Augusto Prinsen, origini olandesi ma nativo di Varese. Il patriarcato di Venezia ha così due novelli presbiteri, i primi post pandemia. Nel cuore di questi nostri cari sacerdoti novelli e di tutti gli altri presbiteri che da decenni portano il peso di una fatica gioiosa e una fedeltà grande al giorno della loro ordinazione, a loro chiediamo di continuare e a voi di iniziare la vostra testimonianza sacerdotale. In Basilica, pur riemita di gente, tutti hanno rispettato le prescrizioni del distanziamento sociale, tutti i concelebranti con mascherina, igienizzazione delle mani all'ingresso della chiesa per i fedeli. Ringrazio anche le persone che sparse in tutto il mondo e nelle più svariate condizioni, soprattutto le persone povere, umili, malate, che però hanno fatto della loro vita una preghiera incessante per chiedere al padrone della messe che mandi operai nella sua messe. Cariche di significato le parole del patriarca in una celebrazione emozionante, segno di una chiesa di Venezia sempre in cammino anche durante il Covid. Il sacerdozio ordinato, ricordate, è dato alla persona non per sé, ma per il bene della Chiesa universale che si realizza nella Chiesa particolare.